Lunedì 19 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Manuela Corsi. Oggi parleremo di furti di dati online anche ai danni dei comuni e dei comuni siciliani, della neve che non c'è più neanche sull'Etna e purtroppo delle morti bianche dopo le tragedie di Firenze e in Calabria. Intanto le notizie di stamane: ordinavano il pane per comprare in realtà la cocaina. Ci sono stati 9 arresti fra Catania e Reggio Calabria. È finito in carcere anche un panettiere che aveva messo appunto a disposizione il suo forno per realizzare questa base logistica. Oltre 100 i militari impegnati nell'operazione. Vediamo. 100 carabinieri impegnati, 2 reparti specializzati, Catania e Reggio Calabria, 9 arresti. Sono i numeri dell'operazione denominata Non Solo Pane, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Per 8 indagati il GIP ha disposto la custodia in carcere e 1 agli arresti domiciliari con l'accusa di spaccio di stupefacenti. L'indagine ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina realizzata dagli indagati sia autonomamente che in concorso tra loro nel capoluogo etneo e in diversi comuni della cintura metropolitana. In particolare sarebbero state ricostruite le diverse modalità di cessione della droga che avveniva sia in maniera itinerante con gli ordini stabiliti telefonicamente e consegnati o addirittura lasciati in luoghi concordati, un vero e proprio take away della cocaina, sia nelle abitazioni dei pusher dove si realizzava la compravendita e la consumazione dello stupefacente. Uno degli spacciatori, che è un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno quale copertura e base logistica per l'attività illecita, venendo incontro alle esigenze degli acquirenti che avrebbero chiesto di ritirare di volta in volta mezzo chilo di pane o mezza bagnotta, tutte forme criptiche per celare il reale riferimento alla droga. Contestualmente i carabinieri stanno eseguendo anche diverse perquisizioni domiciliari con il supporto dell'unità cinofila. Lentini sotto shock per l'omicidio di un 38enne, l'uomo, un pregiudicato, è stato ucciso davanti al portone di casa. I carabinieri indagano a tutto campo per dare un nome all'assassino. Tra i vicini nessuno sembra avere visto niente. Una domenica mattina qualunque che però a Lentini si trasforma in tragedia. Verso le 11 Sebastiano Palermo, pregiudicato, viene freddato proprio qui davanti casa. Un agguato in stile mafioso a 2 passi dal centro. Siamo nel quartiere San Paolo, qui abitava la vittima che lascia 2 figli. Stava uscendo dal portone di casa quando il killer gli ha puntato la pistola contro. Lo avrebbe colpito sul volto. In paese c'è sgomento e paura. Chi parla non vuole farsi vedere. Non ero a casa, ero fuori che ho dormito con il mio amico. Ma vedeva il signor Palermo? Qualche volta quando passava. Lo conosceva? Di vista, non avevo tanta confidenza. Ma lei ha visto qualcosa? No, non ho visto niente, lei è un uomo, io ho amato tutto. Quindi non ha visto nulla? No. L'ipotesi del regolamento dei conti sembra essere la più accreditata. Bocche cucite fino ad ora tra gli investigatori. I carabinieri comunque stanno passando al setaccio tutti i contatti dell'uomo. In zona però sembra che non ci siano molte telecamere. Al momento nessuna pista è da escludere. Oggi ad Altavilla Milicia lutto cittadino e camera ardente per le 3 vittime nella Villetta degli Orrori. Gli accertamenti degli investigatori non finiscono di sconcertare. C'è la conferma che è stato coinvolto anche il giovane Kevin che ha avuto un ruolo prima di carnefice e poi purtroppo anche lui di vittima. Il comune di Altavilla si è costituito a parte civile nel processo. Seviziati, torturati, bruciati nel corpo e nell'anima è il riferimento al forno incandescente utilizzato su Antonella Salamone, la prima vittima della mattanza di Altavilla Milicia. Le autopsie sui corpi martoriati di Kevin ed Emanuel hanno confermato quanto già evidenziato dal medico legale. Sui 2 ragazzi segni evidenti di bruciature e maltrattamenti di ogni tipo. Per stabilire le cause esatte della morte si è sempre parlato di strangolamento o soffocamento, saranno invece necessari ulteriori esami. Per quanto riguarda i resti della loro mamma, Antonella Salamone, si dovranno attendere l'esame del DNA e tutta una serie di indagini sulle ossa trovate seppellite e anche bruciate. Mia madre è morta recentemente, credo la settimana scorsa. È il racconto shock della 17enne ora in carcere al Malaspina. Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno sia Sabrina che Massimo. Le passavano l'asciugacapelli con la massima temperatura in un punto del corpo con la padella. La colpivano sulla
schiena. Hanno anche riscaldato la pinza per il camino con il fuoco e gliel'hanno messa addosso. Mio padre guardava, io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non fosse normale. Già Kevin, in un messaggio ad un amico qualche giorno prima, aveva scritto: «Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia». Ed emergono sempre nuovi particolari agghiaccianti avvenuti nella villetta dell'orrore di Altavilla, un vero e proprio massacro efferato ed inspiegabile. A confessare sono stati il marito della donna e padre dei 2 ragazzi, Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia 17enne, come avrebbe ammesso lei stessa, e da 2 presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo sui congiunti per liberarli dal demonio. La 17enne, sopravvissuta alla mattanza, continua dal carcere Malaspina a chiedere del padre. Conclusa l'autopsia sui 2 ragazzi, i loro corpi possono rientrare ad Altavilla, dove per oggi è stata allestita la camera ardente. All'interno del plesso comunale Zucchetto, da mezzogiorno fino alle 20, è proclamata una giornata di lutto cittadino. Intanto il comune di Altavilla Milicia si costituirà parte civile nel processo, così come annunciato dal sindaco Pino Virga. Vediamo con Emanuela se i quotidiani ne parlano, come ne parlano ancora. Sì, partiamo da Repubblica, perché oggi mette in evidenza proprio la chat di Kevin con il suo amichetto. Quindi leggiamo la chat dell'orrore: mamma è posseduta, la stanno liberando. Il racconto appunto di Kevin a un compagno di scuola, non sapeva che stava per essere ucciso anche lui. E quindi cosa scriveva questo ragazzino all'amico? Tutto ciò che sto vivendo è al di là, al di fuori della razionalità. Io non sono spaventato, non sai che bordello c'è stato ieri notte a casa mia. Il compagno gli rispondeva: fatti coraggio. La risposta di Kevin: so che non sei credente e che ste cose per te hanno semplici spiegazioni logiche, ma ti assicuro che tutto quello che sto vivendo non ha senso e ho paura di quello che non so controllare. Un dialogo surreale, scrive Repubblica, come se parlassero di un film sui demoni. A me affascinano queste cose, diceva ancora l'amico. Kevin rispondeva: faccio fatica a crederci dopo che l'ho vissuto. Poi concludeva: il fratello sta parlando con il demone che controlla mia madre e sta dicendo cose che mia madre neanche sapeva. Lui e sua moglie sono potentissimi spiritualmente, fanno venire i brividi. Questo riferendosi alla coppia appunto che era in casa loro. Fanno venire i brividi anche a noi. È vero, è vero. Il giorno dopo il compagno tornò a chiedere: vieni a scuola? E Kevin rispose: no, non posso, per ora è la volontà di Dio. Questo è l'ultimo messaggio di giovedì 8, poi Kevin è finito nel mirino appunto dei Santoni e sappiamo appunto la fine di questo ragazzino. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia, che mette appunto in primo piano, in apertura, Kevin, il tormento e le sevizie. I messaggi a un compagno: 2 fratelli di Dio stanno liberando mia madre ed Emanuel dai demoni maligni, scappo per sempre da casa, non c'è pace. E poi è toccato a lui. Nel massacro di Altavilla il ruolo controverso della 16enne, si indaga su possibili altri casi in cui sarebbero stati coinvolti appunto i 2 predicatori. La comunità intanto è sotto shock, come abbiamo sentito. Oggi lutto cittadino, camera ardente fino alle 20 di mattina, corteo degli studenti. Monsignor Priola presiederà un momento di preghiera. Cambiamo argomento, vediamo anche altre notizie, visto che siamo sulla prima pagina del giornale di Sicilia. In alto, dal 1° luglio luce si cambia, le possibili scelte per 4 milioni e mezzo. Poi c'è la protesta dei trattori che continua in Sicilia, agricoltori con la mucca. Ecco, gli agricoltori sono andati a San Pietro dal Papa a Roma. E poi una notizia che troveremo poi sulla stampa nazionale: trovato il corpo di Navalny in un ospedale siberiano, un infermiere. Ci sono lividi. E poi Biden dice: Putin è il colpevole, la pagherà. Questo lo vedremo tra poco. Intanto restiamo sui fatti regionali. Regione il 36% e over 60 si spera nei concorsi. È un report sul personale assunto in regione. Lo squilibrio per 10 anni di blocco del turnover, previste 1252 assunzioni in un triennio. E poi a Lentini ci spostiamo nel Siracusano, dove ci sono stati questi colpi di pistola in faccia ad un uomo, ucciso un pregiudicato.
L'uomo aveva precedenti per furto e rapina. Il killer si è dileguato tra i vicoli. Video sotto esame. Agguato sotto casa per Sebastiano Palermo, appunto di 38 anni, che è morto. Scontro automoto, muore a 36 anni, incidente a Palermo, fatale l'impatto con una Polo e in gravi condizioni il giovane che guidava la Verve 125. E poi a centropagina la fotonotizia dedicata allo sport, il ritorno di Brunori al gol, quindi il Palermo che è terzo in classifica in Serie B, spiana la strada ai rosa, il Modena dà una mano. Secondo posto ad un punto per i rosa. Per il Palermo il rilancio a suon di reti e con una difesa più solida gli emiliani fermo nel Venezia sul 2-2. Poi c'è anche il Milan che cade a Monza in Serie A, niente sorpasso, e poi il tennis perché Sinner conquista anche Rotterdam e adesso è terzo al mondo. Questo per quanto riguarda lo sport. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. Anche qui vediamo nel taglio alto il massacro di Altavilla, mamma torturata col phon, mio fratello le scavò la fossa. Oggi la Sicilia invece parla della sorella, l'unica sopravvissuta. Il racconto horror della strage, tra poco sentiremo cosa ha detto lei ai PM. E poi ucciso come un boss con un colpo al volto, esecuzione di stampo mafioso a Lentini. Nell'apertura vediamo fra ritardi e litigi FSC a rischio flop, 0 euro su 237 milioni di anticipazioni. Derby tra gli impegni di Musumeci e Schifani, il governo vuole i progetti. E poi c'è questo report che riguarda la nostra regione. Per quanto riguarda il welfare, la Sicilia spende la metà della media italiana. Rivolta, scrive la Sicilia, con questa immagine di una manifestazione, Putin is a killer, leggiamo, cresce l'indignazione per la morte di Navalny, sul corpo tracce di lividi. Altre due fotonotizie, da un lato per quanto riguarda la domenica dello sport, la sorpresa, il Catania che finalmente torna a vincere, il Catania si esalta e batte la capolista Juve Stabia, e poi la conferma dall'altro lato, Sinner che non si ferma, vince a Rotterdam ed è terzo il numero 3 del mondo. Dopo la strage di Firenze, la CEI dice per la vita non c'è prezzo, e poi c'è il ministro che assicura più ispezioni, il ministro che si è recato proprio sul luogo della tragedia. Andiamo a vedere invece l'approfondimento sempre su Altavilla. Le parole della ragazza che si è salvata. Anche Kevin scavò la fossa alla mamma. La mattanza del diavolo, il racconto horror della 17enne che ha confessato di aver partecipato alla strage assieme al padre e alla coppia di amici. Coinvolto il fratello, poi ucciso, la donna torturata per un giorno prima di essere bruciata. Cosa ha raccontato lei? Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù ed erano presenti anche Sabrina e Massimo, che sarebbero la coppia, Kevin, il fratello, e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina che Massimo. Le passavano l'asciugacapelli con la massima temperatura, con la padella la colpivano alla schiena. Mio padre guardava e io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non fosse normale. Mia madre mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io, per paura di essere torturata, non l'ho fatto. La ragazza ha chiarito che appunto la madre è morta il 9 febbraio dopo essere stata seviziata per un giorno. Sabrina e Massimo mi hanno detto che ha avuto un infarto mentre si trovava distesa a terra in cucina, e poi hanno aggiunto che volevano farla cremare, per questo hanno prima bruciato il corpo e poi l'hanno seppellita in una buca scavata da mio padre e Kevin. Questo è il racconto della ragazzina. E poi si torna a parlare di sette sataniche, i messaggi corrono veloci sul web.
Questo è un altro allarme. Le sette riescono a veicolare le loro dottrine attraverso internet e si formano molte comunità virtuali. La ricerca ha evidenziato la nascita delle newsgroup sataniste. Si tratta di gruppi di posta elettronica dedicati alla discussione di un argomento specifico. Gli iscritti hanno la possibilità di lasciare messaggi su questa bacheca virtuale, consentendo agli altri utenti di replicare. Restiamo su questa pagina della Sicilia perché si parla di un giovane che è detenuto in Romania, Filippo Mosca. Giustizia per Filippo, raccolta fondi per le spese legali. A lanciare questo appello è la sorella Claudia, che sulla piattaforma gofundme.co appunto ha aperto questa raccolta fondi da destinare alle spese legali che sono diventate insostenibili, perché la famiglia ha dovuto prendere sia un avvocato in Romania, che a quanto pare costa tantissimo, oltre al legale italiano. Poi andiamo a vedere invece, cambiamo pagina, siamo sempre sulla Sicilia di oggi, questa notizia sul welfare: la Sicilia in coda per gli interventi sociali, metà della spesa nazionale. Report Double Face, l'isola sale sul podio per le politiche del lavoro ma indietreggia sul resto, il nervo scoperto della dispersione scolastica. Andiamo a vedere la pagina invece di Catania. In primo piano c'è il problema dell'occupazione delle case popolari. Sunia, nessuna politica sulla casa. Questa è la denuncia. È stato bocciato l'avviso del Comune sulla riapertura dei termini per sanare le occupazioni abusive. Avevamo chiesto un assessorato ad hoc, invece il settore è stato spezzettato. Questa la denuncia. E poi sempre sulla pagina di Catania c'è un altro tema che insomma inquieta. A Catania il maggior numero di stalle lager e mattatoi abusivi. L'appello: fa rispettare la normativa vigente nelle macellerie, nei ristoranti, trattorie e arrusti e mangia, come si dice dalle nostre parti. Occorre certificazione sanitaria sulla carne equina e salvaguardia della salute pubblica. Andiamo a vedere il Catania che torna finalmente a vincere. Ci sono le parole di Lucarelli che dice: quando giochiamo spensierati siamo più forti dell'influenza. Nessuna illusione, una vittoria non ci fa svoltare, siamo ancora in piena emergenza, pensiamo al Taranto. Castellini fa il modesto, Castellini che ha segnato 2 gol e ha permesso al Catania appunto di vincere sulla capolista. In questa squadra siamo tutti leader. Questo il dopo partita. Intanto andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, la prima pagina. L'apertura è dedicata a quello che succede al comune: indennità d'oro, gettoni più alti del 150% per i consiglieri. Il sindaco addirittura è equiparato al presidente della regione, Schifani. Supera i 200.000 euro il costo totale del primo mese, con i compensi al massimo per gli amministratori. E poi vediamo ancora altre notizie che arrivano dal Messinese. A Tripi, gli scavi archeologici ad Abacainon portano alla luce un antico scheletro. La scoperta in Contradapiano è stata fatta dal pool dell'archeologo Lillo Giordano. Insomma, questa è una notizia importante per quanto riguarda il nostro patrimonio culturale ed artistico. Noi ci fermiamo qua e torniamo tra poco. Benissimo, tra poco i quotidiani nazionali, state con noi. Buongiorno Sicilia, a dopo. Buongiorno Sicilia, vediamo adesso i quotidiani nazionali con la nostra Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano, come vedremo anche sugli altri quotidiani, c'è la morte di Navalny. Tutti i misteri, scrive il Corriere. Lividi e presenza di 007 nel carcere. Timori per l'avanzata russa in Ucraina. Oggi intanto ci sarà una fiaccolata a Roma con Schlein e Calenda, mancheranno Conte e i leader del centrodestra. E poi vediamo l'ecatombe di dissidenti uccisi in cella all'estero. Chi resta, scrive il Corriere. Non solo Navalny in prima pagina, ma ci sono anche altre notizie. Intanto la strage degli operai a Firenze, i morti sul lavoro e quell'eterna promessa di più sicurezza. Vediamo nel taglio centrale la fotonotizia dedicata all'ultimo assassino di una donna, si chiama anzi di 2 donne, Christian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza,
che ha ucciso la madre e la sorella della sua ex. Il killer scriveva alla ex: vedrai, sono cattivo. I messaggi prima del duplice femminicidio avvenuto a Cisterna di Latina. Ancora la sfida delle nomine, da INPS e Cassa Depositi e Prestiti alle Ferrovie dello Stato ci sono in palio 500 poltrone, cambi ai vertici e nei CDA. Questa era la prima pagina del Corriere. Andiamo a vedere all'interno, in primo piano a pagina 2, i lividi, il giallo dello scambio, le ultime ore di Navalny. Trattenuta la salma, le ipotesi sulle convulsioni, il post della moglie che pubblica questa fotografia qui che vediamo e scrive "ti amo", questa appunto la foto pubblicata con questa didascalia. E poi il silenzio di Dasha, la figlia attivista e forse anche Delfina, che aveva previsto "non lo vedrò più". I discorsi questi sui social, ecco la figlia che non ha scritto nulla in questi giorni. Intanto Putin festeggia la presa di Avdiivka e pubblica e bleffa ancora sul dialogo. Gli ucraini, i russi hanno ucciso soldati, feriti e prigionieri. Vediamo qual è questa città, l'ultima che è stata presa per quanto riguarda il fronte della guerra, Avdiivka, qua nel Donetsk, appunto in questa cartina che oggi pubblica il Corriere della Sera. Intanto c'è la Danimarca che darà a Zelensky tutta l'artiglieria. L'Ucraina ci sta chiedendo munizioni e artiglieria ora, noi, la Danimarca, abbiamo deciso di trasferire tutta la nostra artiglieria appunto all'Ucraina. Questo è stato l'annuncio del paese. E poi c'è il tema delle morti sul lavoro. La ministra Calderone che è andata appunto nel cantiere della strage, dell'ultima tragedia. Le leggi ci sono già, ma bisogna riflettere e il governo sta valutando l'omicidio sul lavoro. Aumentati gli ispettori, la prevenzione è decisiva. E ancora vediamo un'altra notizia, dicevamo che era in prima pagina. Questo giovane che ha ucciso la madre e la moglie e la sorella della sua ex, le minacce in chat a Desiree, lui scriveva: sono cattivo, farò una strage. I messaggi del finanziere prima del duplice femminicidio e diceva, sempre in chat: per fermarmi ci vorrà l'esercito. Quindi un po' una morte annunciata, ma la giovane non aveva lo stesso denunciato appunto l'ex. Vediamo la Repubblica, l'apertura, mistero nel Gulag per quanto riguarda la morte di Navalny, molti punti oscuri, l'ora del decesso, le telecamere spente in cella, i lividi sul corpo e l'autopsia non ancora eseguita. Oggi a Roma in programma la fiaccolata bipartisan, Sensi del PD dice è come il delitto Matteotti, la moglie Giulia invece va all'Unione Europea. E poi vediamo per quanto riguarda la politica, Conte apre Schlein, serve un patto serio. Vediamo nel taglio centrale Sinner, la fotonotizia è dedicata appunto al nostro campione di tennis, è il numero 3 al mondo, lo vediamo con il suo 12° trofeo e quindi 12° torneo che vince a soli 22 anni. Cala il gradimento per l'autonomia differenziata. Il Senato ha approvato il disegno di legge, però a quanto pare appunto i sondaggi bocciano un po' l'autonomia differenziata. Vediamo ancora gli insegnanti sconfitti dagli influencer e poi oggi si festeggia un anniversario, figli in provetta, compie 20 anni la legge dei divieti. Andiamo a vedere all'interno sempre il mistero legato alla morte di Navalny, mistero siberiano, i punti oscuri della morte, il cadavere dell'oppositore. Leggiamo che le autorità avevano nascosto, si trova in un ospedale e lascia aperti molti interrogativi, dai sintomi da avvelenamento al blackout nel sistema video. Dicevamo ci sono dei punti oscuri, intanto l'ora della morte, poi questi lividi, convulsioni e soprattutto lividi e poi questa autopsia. A venerdì sera l'autopsia non era ancora stata effettuata.
E ancora si parla della moglie Giulia anche su Repubblica. La moglie Giulia oggi dai ministri europei a Bruxelles, il passaggio di testimone. Qui vediamo pure l'immagine che è stata pubblicata dalla donna Yulia Navalnaya con la scritta "Ti amo", si vede la coppia da dietro appunto in questa fotografia. E poi il commento: Putin temeva appunto Navalny più di ogni altro e si è sbarazzato di lui come di mia madre. Il commento è di Vera Politkovskaja, sua madre giornalista russa appunto, che è stata uccisa, Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006. Ora i paesi occidentali, prosegue la donna, protesteranno e chiederanno un'inchiesta seria, poi si placheranno e resteranno in pochi a cercare la verità. Queste le parole appunto di chi ha vissuto sulla sua pelle una situazione simile. Andiamo a vedere la tragedia di Firenze su Repubblica. Calderone, più controlli ma mancano 1000 ispettori e le assunzioni rallentano. La ministra a Firenze, presi 850 tecnici ma sono 662. Schlein, stesse tutele su lavori pubblici e privati. Vediamo anche i numeri. Per quanto riguarda gli ispettori tecnici ne mancano da assumere ancora 487 rispetto al concorso che era stato bandito dal governo Draghi-Orlando nel 2022. Poi mancano 491 ispettori del lavoro, c'è ancora una graduatoria aperta del 2019 con 560 posizioni aperte. Noi parleremo dei morti bianchi in Sicilia, in particolare alle 9, questo è importante, se sarete ancora a casa sarà interessante ascoltare i nostri ospiti. Prego. E poi 2600 sono le unità mancanti proprio tra amministrativi e ispettori sia tecnici e del lavoro per appunto il piano del fabbisogno. Mancano tanto personale proprio per controllare anche questi cantieri. E poi c'è il tema del subappalto, in subappalto oltre 60 ditte, indagini sulla trave crollata e sulle condizioni di lavoro. Questo appunto. La cosa incredibile è che queste 60 ditte in subappalto erano solo lì, solo in quel cantiere, sì. Non, uno pensa a livello nazionale, no, lì c'erano 62 o 63 ditte che lavoravano in subappalto, è una cosa incredibile. L'azienda responsabile del pezzo crollato dice il fissaggio non era completato, restano le ipotesi di utilizzo di prodotti scadenti o di un errore di progettazione. Questo appunto per quanto riguarda l'inchiesta con questo numero che è di 60 ditte appunto. E poi il racconto: Theodore, il sopravvissuto, la terra è sparita, il cantiere Esselunga faceva paura agli operai, ristretta la zona dove si troverebbe, si cerca la quinta vittima, appunto il corpo di questa quinta vittima. Le autorità visitano i feriti in ospedale, uno di loro rischia la paralisi. Vediamo La Nazione che apre appunto con questo tema e scrive: morti sul lavoro, stretta del governo, la ministra Calderone a Firenze nel cantiere della strage, più ispettori, l'ipotesi di introdurre un reato ad hoc di omicidio per gli infortuni mortali. E poi Il Tempo scrive anche qui: Calderone apre all'omicidio sul lavoro, pronto il giro di vite del ministro su controlli e sicurezza nei cantieri. Il Secolo XIX, vediamo l'apertura: lavoro, sfida sulla sicurezza. Calderone, pronti a varare nuove misure. Schlein, si estendono ai privati le tutele del pubblico. La Verità invece scrive: le morti sul lavoro sono colpa dell'immigrazione selvaggia. Quanta ipocrisia dopo la strage di Firenze. Giustamente si punta il dito sui subappalti, ma si tace che essi non sarebbero possibili senza manodopera irregolare e quindi sfruttabile e ricattabile. Il sistema migratorio serve a questo, una catena che va spezzata. La Stampa. Vediamo l'apertura è dedicata a Navalny, botte a telecamere spente, i legali lividi sul cadavere, sorveglianza video disattivata 2 giorni prima. E poi vediamo nel taglio basso un'inchiesta: così l'intelligenza artificiale cancella 1000 posti di lavoro al giorno. Continua il dibattito appunto sull'intelligenza artificiale che troviamo in apertura su Italia Oggi,
che scrive: intelligenza artificiale, la rivoluzione che non c'è. Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale avrà un impatto nullo sullo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche, e poi viene spiegato appunto per quale motivo. Vediamo altre prime pagine, se abbiamo ancora qualche minuto. Il Messaggero, vediamo un'altra notizia sulle partite IVA: si cambia la tassa, si paga ogni mese. E poi ancora stop maxi acconti, in arrivo il decreto e le nuove scadenze. Da quest'anno 5 milioni di partite IVA potranno pagare le tasse in 12 mesi, scegliendo di farlo anche mensilmente. Addio dunque quindi a questi maxi acconti, pronto il decreto che semplifica gli adempimenti fiscali. E poi l'apertura a difesa dell'Unione Europea, il piano comune, modello recovery, bond da 100 miliardi per produrre armi per la sicurezza in Europa. E poi Navalny, lividi sul corpo e ipotesi di uno scambio di prigionieri fallito, oggi fiaccolata a Roma. Bene, ci fermiamo qui, adesso diamo un'occhiata al tempo e poi i primi ospiti parleremo di cybercrime, di crimini, furti di dati e cose del genere online anche ai danni dei comuni siciliani. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trevi Meteo. Alta pressione e lieve cedimento nell'avvio della nuova settimana su parte della nostra penisola. Sarà alle regioni centro-meridionali a risentirne maggiormente, con un incremento delle nubi anche locali foschie, ma in assenza di effetti significativi. Anche la Sicilia inizierà a risentire di tale copertura nuvolosa e sarà principalmente l'area nord-occidentale a vedere nubi anche compatte, ma in assenza di effetti. Più sole altrove, il tutto con poche variazioni termiche. Si starà ancora tutto sommato bene nelle ore pomeridiane, con punte massime di 15-16 gradi e ventilazione in prevalenza debole. Ma nella giornata di martedì è atteso un cambiamento. Ebbene, i cieli saranno grigi coperti al mattino, una nuvolosità estesa a tutto il territorio che entro il pomeriggio darà luogo a piogge, rovesci e locali temporali. Rinforzerà la ventilazione, avremo anche un conseguente leggero calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app Trevi Meteo, oppure consultate il nostro sito web. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Primi ospiti a Buongiorno Sicilia il dottor Marcello Labella, che è dirigente della Polizia Postale di Catania, in collegamento, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. In collegamento c'è Paolo Amenta, che è presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani, buongiorno e benvenuto. Parliamo con voi perché avete siglato un protocollo d'intesa fra la Polizia di Stato appunto e l'Associazione dei Comuni dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Sicilia. In che cosa consiste questo protocollo d'intesa? Si rafforza con questo protocollo sostanzialmente la tutela delle infrastrutture critiche informatizzate del Paese, la cosiddetta cybersicurezza nazionale. I comuni certamente rappresentano un pilastro fondamentale dei servizi pubblici e gestiscono gran parte dei loro servizi in maniera informatica. Lo sa bene il cittadino, un certificato, una richiesta di autorizzazione ormai si fanno online, in rete, si usa lo SPID. E che cosa prevede il protocollo? Il protocollo prevede una serie di interazioni tra noi, l'ANCI, che sarà chiaramente la cabina di regia con gli altri comuni italiani, siciliani, in cui noi offriremo delle modalità di intervento in caso di attacchi informatici sempre più frequenti. Daremo una possibilità di informazione. Noi siamo uno dei referenti in Italia, una delle strutture referenti in Italia per ricevere le informazioni di futuri attacchi, di minacce, di nuovi virus, di malware. Ecco, vorrei sentire su questo Amenta, che è il presidente dell'ANCI siciliano, si fanno più frequenti gli attacchi informatici anche nella nostra regione? No, capite bene che il PNRR finanzia una delle missioni più importanti, è quella della transizione digitale, cioè praticamente stiamo creando una comunità digitale, stiamo sempre più trasferendo
nell'ambito del digitale, dell'informatica, tutti i servizi che i comuni danno ai cittadini, quindi capite bene che aumenta sempre di più la percentuale di intervento di chi poi vuole fare del crimine attraverso l'informatica, quindi per cui oggi sempre più importante diventa il controllo dei dati sulla sicurezza, perché c'è un furto di dati, un furto di questioni che riguardano i servizi e il rapporto tra i cittadini e i comuni, quindi per cui più aumenta la comunità digitale, più deve crescere la certezza e la sicurezza, in maniera da far lavorare i dirigenti tecnici in maniera sicura nell'offrire servizi ai cittadini. Infatti abbiamo un dato che è allarmante: il 75% degli enti pubblici sono i destinatari dei cyberattacchi, diciamo degli attacchi informatici. E l'abbiamo avuti anche nel nostro territorio, purtroppo. Abbiamo avuto degli attacchi cosiddetti ransomware, i ricatti, cioè un virus che ti blocca l'attività, ti blocca il servizio e ti richiede un riscatto per riavere i tuoi dati. Alcuni comuni sono stati vittime di questo, spesso chiaramente è anche un po' l'impreparazione dei dipendenti, su cui noi puntiamo la formazione appunto di coloro che gestiscono, che lavorano nell'ambito dei servizi informatici dei comuni, ma anche abbiamo avuto un grosso attacco a una società che forniva appunto connettività e gestione dei dati ai comuni italiani. A dicembre tantissimi comuni italiani hanno dovuto bloccare i loro servizi per questo attacco informatico. Ecco, ma la curiosità è questa: ma chi li organizza questi attacchi, l'hackeraggio? Chi è che lo fa? Allora, circa il 90% degli attacchi informatici deriva dalla cybercriminalità. Ormai i cybercriminali, cioè le organizzazioni che fanno queste attività per un profitto illecito economico, lo fanno, diciamo, in maniera organizzata. Questi attacchi per il 90% derivano dalla cybercriminalità, che ormai è una delle fonti di reddito maggiori della criminalità organizzata. Lei lo può confermare questo? Lamenta naturalmente di questa situazione che certamente che crea allarme. Sì, è complicatissimo contrastare e prevenire. Da questi problemi nasce proprio il rapporto con la Polizia di Stato, nel caso specifico con la Polizia Postale, perché c'è la necessità urgente di contrastare, ma soprattutto di prevenire, come diceva l'ispettore, di formare quanti più tecnici e dirigenti, perché gli attacchi sono impressionanti. Un esempio su tutti, interruzione di pubblico servizio attraverso attacchi appunto sulla rete, e a dicembre molti comuni sono stati bloccati nel pagare gli stipendi di fine anno perché qualcuno ha lanciato un virus bloccando tutti i programmi che lavorano sui sistemi dei comuni. Quindi è veramente complicato. Da una parte cerchiamo l'innovazione tecnologica attraverso questa transizione digitale, dall'altra parte però dobbiamo capire che sempre più diventa pericoloso lavorare sulla rete, perché molti criminali informatici crescono giorno dopo giorno anche per fare illeciti e per fare minacce alla pubblica amministrazione e creare di servizi ai cittadini. Il dottor Labella parlava anche di necessità di formazione, voi questo la prevedete naturalmente anche nei comuni siciliani? Certamente dovremo farlo insieme, in collaborazione. Anche nel protocollo abbiamo anche detto nel protocollo insieme di costruire infrastrutture tecnologiche che portano i nostri tecnici, i nostri dirigenti a diventare esperti nella materia e capire, perché molte volte, lo diciamo in maniera molto chiara, si naviga su internet in maniera libera, come se nessuno ti guardasse, ti ascoltasse. Invece bisogna che si inneschi la cultura del lavoro sul digitale e quindi soprattutto la cultura del controllo. Abbiamo la responsabilità dei dati di tanti cittadini che dal punto di vista criminale possono essere estrapolati e utilizzati per illeciti sul sistema. Quindi per cui abbiamo una responsabilità enorme, forse abbiamo un po' sottovalutata. Ha fatto bene la Polizia di Stato e la Polizia Postale a chiamarci in campo e finalmente a scrivere e a siglare questo protocollo che ci porta veramente a determinare una crescita, da una parte dal punto di vista del servizio digitale, appunto della comunità digitale, ma dall'altra parte aumentare sempre di più la sicurezza dei dati, che poi diventa economia per questi criminali. Abbiamo ancora un paio di curiosità, dottore. Per esempio,
questi riescono a penetrare anche su dati personali, non soltanto dati pubblici come quelli dei comuni, tipo, che ne so, lo SPID, per dire, uno già terrorizzato all'idea di doverci entrare per fare operazioni. Lo SPID chiaramente a oggi è un sistema di identità digitale sicuro, però è anche vero che dobbiamo imparare a proteggere i nostri dispositivi, cioè ora stiamo chiaramente puntando l'attenzione con questo protocollo su quelli che sono i servizi pubblici, tenendo presente che anche quei servizi gestiscono dati nostri, i comuni hanno i nostri dati anagrafici, che sono dati personali, quindi abbiamo avuto dei casi in cui un accesso abusivo, un hackeraggio su questi dati ha portato poi all'estrapolazione, all'esfiltrazione di dati personali come sono i nostri dati personali. Noi dobbiamo comprendere che comunque dobbiamo proteggere i nostri dispositivi, la nostra navigazione, cioè il nostro telefonino è può essere purtroppo una chiave di accesso a tutti i nostri dati più sensibili. Un porto sicuro. Un porto sicuro, esatto. Invece attualmente non lo è del tutto. Diceva organizzazioni criminali, ma per capirci, sono avvicinabili alle mafie, anche mafie internazionali? Ormai sappiamo che in Italia operano, per dire, gli albanesi, adesso con tutto il rispetto naturalmente per l'Albania, però a Palermo è ormai notorio che c'è, assieme alla mafia tradizionale, all''ndrangheta, c'è anche la mafia albanese, poi ci sono mafie russe, eccetera. Questi chi sono? Sono più o meno? Beh, alcune indagini, alcuni report e studi che sono stati fatti, ormai è chiaro che anche le organizzazioni criminali strutturate hanno interesse in questo mondo. Considero che stiamo parlando di un mondo in cui i profitti illeciti sono enormi, e allora è chiaro che c'è questo interesse da parte delle organizzazioni mafiose, che si strutturano come? Reclutando coloro che sono ritenuti gli hacker più bravi anche nel mondo, quindi assoldano questi, chiamiamoli soldati del web, proprio per gestire le loro attività criminali. Veramente impressionante questo, quindi hanno bisogno di quelli che ci sanno, di quelli bravi, esatto, quelli bravi, gli hacker bravi, che poi in realtà vengono utilizzati da loro per lo schiaffare, che poi significano soldi. Assolutamente, l'interesse è sempre quello, economico. Allora, questo protocollo, per chiudere, Amenta, è, come dire, un passo semplicemente iniziale, credo, ma importante, ma occorrerà andare avanti naturalmente per proteggere i dati. Certamente, facciamo un protocollo d'intesa con la Polizia di Stato per trasferirlo ai 391 comuni, per creare finalmente quella cultura della sicurezza sul web. Quante volte è capitato al singolo cittadino di trovarsi una mail come premio, clicca qua e poi succede qualcosa di grave. Esatto. Addirittura i comuni gestiscono una banca dati enorme dal punto di vista tributario, dal punto di vista dell'anagrafe, dal punto di vista del servizio civile, quindi vedete quanto si è esposta il sistema degli enti locali rispetto al rischio veramente di incappare e di entrare in un meccanismo malato. Quindi noi facciamo da ponte insieme alla polizia a trasferire ai 391 comuni soprattutto il contrasto, la prevenzione, il contrasto e la formazione dei tecnici che dovranno lavorare in questo nuovo mondo, che è un mondo digitale, un mondo tecnologico. Perfetto, grazie, buon lavoro naturalmente. L'ultimissima curiosità che le chiedo, che non c'entra nulla, dottore, però vista la sua competenza, ne abbiamo parlato anche ieri al telegiornale di questo, l'ultimo hackeraggio in ordine di tempo, almeno che io sappia, riguardava WhatsApp, no? Arriva sto messaggio che dice: guarda, c'è un codice da compilare, uno fa sto codice e gli parte il WhatsApp. E gli rubano il profilo. Non è nuovo. Purtroppo noi abbiamo già lanciato l'allarme l'anno scorso. Abbiamo avuto tantissimi casi sui nostri territori siciliani, è un caso che ovviamente è nazionale. È una sorta di phishing, cioè il criminale, l'attaccante, per entrare in possesso del tuo profilo WhatsApp deve necessariamente ottenere un codice che gli arriva sul numero di WhatsApp, e allora ti invia un SMS e ti chiede: guarda, ho perso il telefonino, mi sta arrivando un codice, puoi rigirarmelo? Ecco, il girare mai, perché il girare quel codice consente all'attaccante di ottenere la proprietà del profilo. Ottimo consiglio, di cui bisogna assolutamente tenere
tenere conto in maniera, come dire, basilare. Grazie ancora al dottor Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale di Catania, a Paola Menta, presidente dell'ANCI di Sicilia. Grazie. Complimenti per questo protocollo che, come dire, tutela di più i nostri comuni, 391 comuni siciliani, e quindi anche la nostra vita individuale. Breve pausa e poi parleremo della neve che non c'è più manco sull'Etna, quindi vediamo come cavarcela. State con noi, buongiorno Sicilia. Di poco fa purtroppo è una notizia di un incidente mortale sulla Mare Monti, che è la strada che collega Siracusa alla zona montana appunto della città, e ha perso la vita un agente della polizia penitenziaria. Guardate le immagini, la sua macchina capovolta, lui prestava servizio nel carcere Cavadonna. È un incidente autonomo che è avvenuto intorno alle 6:30, quindi non è chiaro come sia potuto succedere. Certamente è impressionante vedere quell'automobile ridotta in quelle condizioni, capovolta così, e un agente della polizia penitenziaria che ha perso la vita nella zona di Siracusa. Adesso cambiamo argomento e diamo il benvenuto a un nostro ospite, che è Francesco Russo Molosoli, che tutti voi certamente conoscerete, perché lui è un imprenditore ed è proprietario delle funivie dell'Etna, nonché degli impianti di risalita. Dobbiamo parlare del fatto che uno vuole organizzare una gita sull'Etna per farsi una sciata e neve non ce n'è. Non ha nevicato, forse una volta mi pare, o due. Sì, ha fatto, buongiorno intanto a tutti, ha fatto un po' di nevischio così, ma non più di quello. Le meravigliose temperature catanesi, siciliane in genere, hanno fatto sì che la neve squagliasse tutta. Giusto l'altro giorno sul TG1 abbiamo visto le immagini che a metà febbraio a San Giovanni Licuti facciamo il bagno, quindi meraviglioso. Anche noi facciamo vedere immagini. E poi i giorni della merla, ne abbiamo parlato tanto, no? 29, 30 e 31 di gennaio, che dovrebbero essere i più freddi dell'anno, che sono i più freddi dell'anno, in realtà qua da noi sono diventate giornate primaverili. Assolutamente, ripeto, una stagione comunque anomala, dobbiamo dire. Poi anomala, diciamo, non più di tanto, perché ricordiamo che l'anno scorso abbiamo avuto gli stessi problemi, poi è arrivata una tormenta di neve che ha fatto 4 metri tutti praticamente in una notte, creando diversi disagi, pali dell'Enel divelti, emergenza, apertura strade, protezione civile e quant'altro. Dico, per cui sull'Etna è imprevedibile. Il fatto anche che non ci sia un impianto per l'innevamento artificiale e quindi per l'innevamento programmato, questo complica un po' le cose. Certo, perché mentre altrove è possibile, come dire, in qualche modo sparare con i cannoni la neve, qua non avviene. E questo ha una ricaduta non soltanto sugli impianti, diciamo, di risalita con gli sci, eccetera, ma su ristoranti, funivie, affitto di sci, c'è tutto un indotto che viene danneggiato. Ristoratori, souvenir, certo, c'è un indotto importante. La funivia dell'Etna, fra diretti e indiretti, dà lavoro circa 500 famiglie. Però, per cui, 500? Per cui sì, perché comunque anche agenzie, tour operator, insomma c'è un indotto importante che ruota intorno alle nostre stazioni sciistiche ed escursionistiche, perché ricordiamo che in inverno e in estate facciamo due lavori completamente diversi. Per cui certamente adesso non lo so, però è vero anche, mi scusi se lo interrompo, è vero anche che si incrementano forse il trekking, le escursioni a piedi. Sì, di fatto comunque noi non chiudiamo mai, siamo aperti 365 giorni l'anno, per cui se fa la neve si scia, se non fa la neve noi proseguiamo con le escursioni. A tal proposito ricordo che c'è una tariffa a residenti, così insomma repetita iuvant, che per tutti i residenti della provincia di Catania, ma lo stiamo estendendo anche a tutta la Sicilia, con tariffe agevolate soprattutto il sabato e la domenica, dove si paga solo 15 euro l'adulto e 12 euro il bambino, ma stiamo lavorando per portare la tariffa a 10 euro tutti i giorni della settimana. Bene, ottimo.
Comunque l'Etna ha un fascino e attira da tutto il mondo i turisti, non soltanto i locali, no? È vero, e continua a attirarlo. Assolutamente, noi abbiamo il 90% di turismo che è assolutamente straniero e solo il 10% di turismo italiano. Chiaramente poi si ribaltano le cifre, come ho detto prima, diventano due aziende completamente diverse con problematiche diverse in inverno, dove gli sciatori sono per la maggior parte locali. Certo. Ma ho visto che qualcuno che è più creativo degli altri, vicino lì nella zona di Piano Provenzano, bellissimo, organizza, come si dice, momenti degli après-ski, diciamo. Io li chiamo gli après-ski senza ski, cioè nel senso... Après-ski senza ski. E che fanno? Nelle località del nord è una pratica diffusa, come sappiamo tutti. Alla fine della giornata, dopo aver sciato, il bar più, diciamo, in voga organizza una sorta di discoteca, di disco pub, no? Poi diventa un momento di aggregazione, diventa un momento di ballo anche, e stiamo cercando di fare la stessa cosa, quindi sull'Etna. E dove? Proprio lì, a Piano Provenzana? Sì, a Piano Provenzana, che anche a Rifugio Sapienza. Ci sono anche altri operatori che si stanno muovendo oltre la funivia. Noi abbiamo comprato un mezzo cingolato, che ce ne sono solo 15 in tutto il mondo, un mezzo cingolato con cabina DJ sul tetto, cabina DJ sul tetto? C'è la cabina DJ sul tetto e il ristorante avanzatissimi. Ha presente il camion dei panini praticamente, ecco, lei lo immagini su un battipista, su un Gatto e le Nevi, però chiaramente parliamo di alti livelli, dove c'è una cucina telescopica dove potrebbe cucinare benissimo uno chef stellato, e poi sopra c'è la console per il DJ per organizzare eventi. E avete cominciato? Ancora no, perché noi vorremmo fare una pre-ski, ma senza neve purtroppo non si può fare. Avant-ski, come si dice? Avant-ski, non lo so, qualcosa del genere. Diciamo una sua valutazione, lei che è un esperto ovviamente per quel mestiere che fa. È proprio il cambiamento climatico, oppure è tipico di quote così alte avere cambiamenti di clima anche improvvisi, come possono essere di colpo, ci possono essere poi tormente e neve, non ce l'aspettiamo, oppure è davvero causato dal cambiamento climatico? Lasciamo stare la politica, non ci interessa a noi, è una valutazione da esperti. Guardi, dottore Cucuzza, qualcosa effettivamente è cambiato, perché io ricordo anni fa, già ai tempi di papà, noi aspettavamo l'8 dicembre, l'Immacolata, come giorno clou per cercare di aprire... Qualcosa ricordo anch'io. Per cercare di aprire gli impianti. Poi certe volte accadeva, certe volte no, però devo dire che dopo Natale, fra Natale e Capodanno, qualcosa succedeva. Adesso è qualche anno che non succede più, e devo dire che a Nicolosi, soprattutto a Nicolosi, anche con l'esposizione a sud, diventa molto più problematico aprire gli impianti. Però, come dire, l'attrazione dell'Etna rimane, abbiamo detto, invariata, perché è il più alto vulcano attivo in Europa, quindi valla a trovare. E la gente è abbastanza preparata su questo, abbastanza desiderosa e capace di farlo, oppure siamo ancora quelli che arrivano con gli infradito? Allora, io dico, diciamo, ripercorrendo una frase di papà, che ringraziando Dio facciamo turismo di massa, no? Che spesso è detto con un'accezione negativa, noi invece ne facciamo un cavallo di battaglia. No? Dico, per cui è chiaro che sui grossi numeri qualcuno con l'infradito sale sempre, ma le posso dire che vengono sempre sono sempre più informati, sempre più preparati, soprattutto i francesi, che amano molto i vulcani, soprattutto i francesi vengono preparatissimi. Per cui dobbiamo spiegare quasi nulla praticamente, soprattutto i francesi. Sì. Bene, allora, dottor Morosoli, speriamo di poterla incontrare la prossima volta per parlare o dell'avant-ski, après-ski, come si chiama, oppure delle sciate. Con piacere. La vengo a trovare se si scia, va bene? Con piacere, dottore Cucuzza, l'aspettiamo. Grazie, buon lavoro, grazie per le informazioni importanti che ci ha dato. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di morti
Bianchi adesso con Vincenzo Cubito, segretario generale Filea CGIL, Cubito, chiedo scusa, e Carmelo D'Amico che è operaio della metropolitana di Catania. Siamo ancora sotto shock un po' tutti per la tragedia di Firenze, si cerca ancora, pensate, il corpo della quinta vittima. C'è stato anche un operaio in Calabria, purtroppo schiacciato da una lastra di cemento, e anche lì c'è un'indagine della magistratura e ci sono 3 indagati, quindi vedete che non sono cose che capitano, sono cose che capitano e non dovrebbero capitare. Allora in Sicilia non siamo messi benissimo, perché mi pare che noi siamo al 4° posto in Italia con 109 morti solo l'anno scorso, è vero? Sì, assolutamente vero, solo per una fatalità la provincia di Catania l'anno scorso ha avuto solo 3 vittime, mentre 2 anni fa ha avuto un record purtroppo negativo di oltre 19 vittime. Ecco, il problema di cui si parla spesso in occasione di queste tragedie sono da una parte gli ispettori e dall'altra i subappalti. Ecco, a che punto siamo? Assolutamente, purtroppo la cosa è assolutamente correlata. Innanzitutto per quanto riguarda gli ispettori, su denunce fatte da noi, non solo dal nostro sindacato ma da tutto il mondo del lavoro, il fatto che pensi che in provincia di Catania in questo momento ci sono solo 8 ispettori del lavoro, che solo nel settore dell'edilizia ci sono più di 3.000 cantieri aperti. Ma ci dovrebbero essere 8 invece di? Ma non meno di 20, ma per fare quello che è il lavoro minimo, anche perché gli ispettori del lavoro non si occupano solo di edilizia, si occupano della miriade, per esempio, di piccole aziende dell'agricoltura, dove è un altro settore complicato. E voi, metropolitana, che impressione avete da questo punto di vista? Vi sentite, come dire... Ma diciamo che a livello di sicurezza deve entrare anche un po' come cultura, diciamo, come lavoratore, stare attento, diciamo, a tutte le pratiche che si... Sì, noi, diciamo, siamo abbastanza messi sul sicuro perché, diciamo, facciamo un lavoro un po' pericoloso, cioè su questo sì. Lei in particolare di che si occupa? Ma io faccio operatore mezzi, sui cestelli, muove mezzi che sì, quindi sì, sono anche caroponti. Ci sono anche dei rischi, diciamo, sì, facendo gli scongiuri naturalmente. Sì, infatti. Beh, e comunque e lì ci sono ispettori da quelle parti? Da noi ci sono i responsabili della sicurezza. E dovrebbe essere così sempre, no? Dovrebbe essere sempre così, ma come diceva lei poco fa sul subappalti, noi diciamo quando nei cantieri edili vengono applicati i contratti dell'edilizia, allora tutto è certamente più sicuro, perché sono dei contratti che assolutamente prevedono le figure in ambito della sicurezza ed è frutto di una concertazione non solo dei sindacati, ma dei sindacati assieme ai datori di lavoro. Allora lì quando si ottengono queste conquiste dei diritti, soprattutto nell'ambito della sicurezza, e si riesce a mettere insieme datori di lavoro e lavoratori, sembra che lo Stato ti vada contro e va a fare il cosiddetto decreto Salvini, che inserendo decine e decine di subappalti, subappalto a cascata, significa che io prendo un appalto, lo subappalto a te che lo puoi subappaltare ad altri, entrano milioni di contratti. La interrompo perché leggevamo questo, che solo a Firenze c'erano più di 60 ditte di cioè un subappalto dietro un altro subappalto, e poi infatti ci sono stati questi 5 morti. Ma assolutamente, io non so se sono 60, ma prendo per buona la notizia, ma l'ha letto sul quotidiano. Lei immagini 60 appalti, 60 ditte con tantissimi contratti diversi, quindi c'erano subappalti da 1.500 euro, ho letto c'erano subappalti da centinaia di migliaia di euro. Perché ci sono tutti questi subappalti? Faccia capire noi che non ci capiamo niente. Per il motivo principe che purtroppo muore tutto, che sono esclusivamente l'economia e i soldi, perché chiaramente il contratto edile è un contratto che, prevedendo i costi della sicurezza, ha dei costi più alti, mentre i subappalti, per esempio contratti metalmeccanici, o addirittura ho letto che c'era qualcuno che era assunto come colf e badante e che di fatto faceva il custode, quello l'ho letto sulla Repubblica l'altro giorno, chiaramente hanno dei costi più bassi, ma i costi si abbattono poi sulla sicurezza. Certo. Voi come avete commentato Firenze e anche l'incidente gravissimo successo in Calabria? Ma diciamo che un lavoratore non può andare a lavorare e rischiare di non ritirarsi più a casa. È vero. Cioè sta andando a lavorare, non è che sta andando a fare chissà cosa. E poi guarda caso erano quasi tutti, se non ho capito male, extracomunitari. Tant'è vero che adesso si apre anche il capitolo, il caporalato pure su quello, perché non è soltanto quello in agricoltura,
ma anche nell'edilizia in questo caso. E anche quello è un altro capitolo come dire, inquietante. Devo dire che l'ultima novità che si legge sui quotidiani anche stamane è l'omicidio sul lavoro, cioè stanno pensando il governo di creare un nuovo reato, come c'è l'omicidio stradale e l'omicidio sul lavoro. Voi che ne pensate? Ma io credo che non si tratta di omicidio nel momento in cui vengono infrante delle regole e poi si perde la vita. Come diceva Carmelo poco fa, venerdì 5 persone non sono ritornate a casa dalle proprie famiglie. Accade in Italia per ben 1200 volte l'anno questa è la media. Significa che in 10 anni sono 12.000 morti sul lavoro in un paese dell'Occidente. Questo non può accadere. E chiaramente per quanto riguarda il fatto di mettere mano al codice civile, in tal senso lo reputo assolutamente fattibile, però bisognerebbe fare un passo indietro su quello che è stato il codice approvato circa un anno fa, ovvero la liberalizzazione dei subappalti, ma soprattutto il fatto che possano essere affidate le gare fino a 5.200.000 euro nel pubblico senza gara. Questo la apre, soprattutto in una terra martoriata come la Sicilia, la apre davvero. Cioè lei ci sta dicendo, se ho capito bene, prima c'è stato un allentamento, ora si cerca di stringere di nuovo, però in realtà si è andati un po' indietro con questo nuovo codice. Assolutamente sì, perché questo codice apre una giungla del lavoro, e questa è la verità. I 60 subappalti che c'erano, lei si immagini un ispettore laddove, e guarda, è davvero sfortunata una ditta che oggi ha, lo dico con un eufemismo, un controllo degli ispettori, perché in una provincia come quella di Catania, dove ci sono centinaia di migliaia di partite IVA, qual è la probabilità che con 8 ispettori possa essere ispezionata? Capisce qual è il punto? Quindi il problema in Italia non è solo le norme, è il problema di farle rispettare. E laddove i controlli non funzionano, questo è quello che accade. Come si può incrementare il numero degli ispettori? Poi le chiedo qualcosa sul vostro lavoro, che è un lavoro impegnativo, importante e che dà grandi soddisfazioni agli utenti. Ma come si può, questa questione degli ispettori, perché noi siamo così indietro come regione, ma anche a livello nazionale? A livello nazionale col governo... Ho letto dei dati, adesso non so, ce li nel 2022 il governo Monti, se non ricordo male, aveva fatto un concorso negli anni 2000 comunque, aveva fatto un concorso per 1500 ispettori. Ancora di questi non tutti sono stati assunti, una parte di questi sono stati destinati alle regioni. In provincia di Catania ne sono stati destinati 4, ma di fatto il paradosso è che non sono a disposizione dell'ispettorato del lavoro, perché l'ispettorato del lavoro dipende dalla regione siciliana, mentre gli ispettori sono parte del Ministero del lavoro, e quindi è un paradosso per cui questi non riescono a coordinarsi. Pensi però che dalle poche ispezioni che si riescono a fare, grazie veramente al lavoro enorme da parte dell'ispettorato e del nucleo dei carabinieri, pensi che l'87% delle ispezioni che vengono fatte hanno praticamente degli aspetti negativi, che possono essere più o meno 87%. È altissima, assolutamente. Da piccole infrazioni a infrazioni più serie. Adesso parliamo della metropolitana non da questo punto di vista, parliamo semplicemente come organizzazione del lavoro e della sicurezza. Deve essere abbastanza complessa la cosa. Sì, ma noi l'azienda ha messo un preposto ogni turno per ogni squadra di lavoratori. C'è un preposto? E io sono il preposto. E qual è l'incarico del preposto? Ma stare attenti un po' a tutto, diciamo dalle banalità, perché alla fine ti infortuni quando meno te l'aspetti. Certo, possono capitare... qualsiasi, in galleria può capitare di tutto, anche che scivoli. E il preposto ha un ruolo, diciamo... Sì, perlomeno, cercare di mantenere un po' le sicurezze, cintura, caschi. Per il lavoro che si fa si vanno a usare i DP che servono. Comunque la metropolitana mi sembra, come dire, uno dei luoghi dove meglio è l'organizzazione del lavoro e di conseguenza anche la sicurezza funziona, l'impressione che abbiamo noi. Sì, alla fine non abbiamo avuto infortuni di quelli gravi. Sì, qualche infortunio, magari uno scivola, però quello è...
nella norma. Sì. Vabbè, poi ci fa piacere che lei ce lo confermi, perché questa era l'impressione che noi avevamo. Allora voi come CGIL adesso cosa farete? Chiederete degli incontri? Innanzitutto mercoledì, giorno 21, abbiamo proclamato 2 ore di sciopero, le federazioni mercoledì di CGIL e di UIL, dei metalmeccanici e dei lavoratori edili, proprio per sensibilizzare il tema, per la solidarietà alle povere famiglie e soprattutto per cercare di riportare al centro del tavolo la discussione. È regionale questo sciopero? No, è nazionale. E l'obiettivo qual è di questa manifestazione, di questa astensione dal lavoro? Mi scusi. L'obiettivo è assolutamente risedersi col governo per andare a rivedere tutto quello che è stato, il passo indietro che è stato fatto nell'ultimo anno, ma soprattutto risederci per concertare quelle che sono le normative, per riproporre le normative, perché come diceva Bruno Giordano in un articolo che ha fatto l'altro giorno, insomma, questo è un paese dove le norme ci sono e sono anche avanzate rispetto agli altri. Il problema sono i controlli e su questo magari si dovrebbe investire molto di più sui controlli che non su opere faraoniche che sono ormai, come dire, alle prime pagine dei nostri giornali. E magari riuscire a sbloccare anche i 4 ispettori che sono lì in Sicilia, che non sono come dire, nell'attività al posto giusto. Va bene, noi ci fermiamo provvisoriamente qui, vi ringraziamo per queste testimonianze, fateci sapere per la manifestazione di mercoledì, che noi comunque seguiremo come telegiornale, almeno a livello regionale. In Sicilia è previsto qualcosa? In Sicilia faremo delle assemblee proprio per informare i lavoratori su quello che sta accadendo sulle 2 ore di sciopero. Cercheremo di farlo nei cantieri più grossi, ma cercheremo di sensibilizzare nell'arco di queste 24 ore con del volantinaggio tutti i lavoratori. Non è che si ferma la metropolitana? No, la metropolitana continuerà a funzionare regolarmente. Ma noi lavoriamo sul cantiere della metropolitana. Su turni, sabato, domenica, esatto. Cioè è sempre attiva i lavori per la metro. Turnisti funzionano sempre. Perfetto, buon lavoro, complimenti, grazie e poi noi seguiremo l'iniziativa di mercoledì e poi speriamo che non debbano mai più capitare sciagure come quelle che stiamo raccontando stamattina. Adesso è il momento del nostro almanacco, poi ci sarà Marco Amato. State con noi, buongiorno Sicilia. Se vi piace mangiare bene e in abbondanza, ma poi vi sentite appesantiti e gonfi, vi suggerisco un antico rimedio naturale e tradizionale per aiutare la digestione. Si tratta di una tisana calda a base di menta piperita, semi di finocchio e liquirizia, che potete preparare facilmente in casa. Queste erbe hanno proprietà digestive che alleviano disturbi dello stomaco e dell'intestino. Vi siete mai chiesti perché negli ascensori ci sono sempre specchi? La risposta non ha niente a che fare con la vanità, ma con la psicologia. Gli specchi servono infatti a rendere più piacevole e meno stressante il viaggio in ascensore, che per molte persone può essere fonte di ansia e claustrofobia. Gli specchi infatti distraggono i passeggeri, facendoli sentire meno soli e meno chiusi in uno spazio ristretto. Inoltre creano un'illusione ottica, facendo sembrare l'ascensore più grande e più luminoso di quello che è. Quando ci addormentiamo, spesso scherziamo dicendo che andiamo a trovare Morfeo. Ma chi è questo personaggio misterioso? Morfeo è il dio dei sogni nella mitologia greca, figlio del sonno e della notte. Ha il potere di entrare nella nostra mente e trasformarsi in chi vogliamo. E sapete da dove viene il nome della morfina, il potente antidolorifico? Proprio da lui, Morfeo, perché ci fa cadere in un sonno profondo. E adesso siamo in diretta di nuovo per dare la linea, pronti a Marco Amato per questo inizio di settimana con una tazzina verde come Buongiorno, buon inizio settimana. Buon inizio a te. Verde come la speranza, non so, per dire. Verde come la speranza e verde acqua come il sole che oggi è entrato in pesci. Quindi viva i segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci sono i top di gamma quest'oggi. Hai capito? Ecco, sono contento. Buon caffè. Dici tutto.
Allora, oggi, proprio in omaggio ai segni d'acqua, volevo porre all'attenzione delle stelle proprio una bella scorpionessa. Ed è proprio Clara che mi ha incuriosito, cantante, attrice, l'abbiamo vista e apprezzata sia cinematograficamente che musicalmente in Mare Fuori. Ha un successo assoluto questo serial TV e questo racconto cinematografico pone appunto le abilità di questa bellissima ragazza che non solo è attrice ma anche cantante. La sua canzone Origami all'alba è stata molto vibrante e molto apprezzata e ha segnato l'inizio di una carriera assolutamente sfolgorante. A settembre un grande successo con Mr. Rain e poi al mio amato Sanremo ha partecipato con il pezzo Diamanti Grezzi che l'ha consacrata ad una big finalmente, e quindi un ottimo successo per Clara che ha già l'agenda pienissima di tantissimi appuntamenti canori, dai festival alle presenze alle partecipazioni in TV. Ecco, vedete, lo Scorpione è il segno della crisi. Clara infatti in un'intervista ha affermato che voleva lasciare la musica prima di Mare Fuori e poi proprio questo inizio d'avventura ha segnato proprio la sua totale abnegazione alla sua arte. Lo Scorpione è il segno delle viscere e della crisi, è il segno che rende meglio e più di tutti proprio quando sta per mollare, ovvero quando tutto sembra perduto. Nello zodiaco niente come Scorpione e Capricorno riescono a capovolgere la situazione. Scorpione è segno della creatività e auguro a Clara tutto il successo che il suo segno zodiacale prescrive. Vi raccontavo oggi che il Sole è entrato in Pesci, quindi è la stagione zodiacale dei pesci. È una luna anche in Cancro, quindi acquatica anch'essa. Insomma, oggi facciamo acqua da tutte le parti nello zodiaco, quindi Cancro assolutamente più felice in amore, Scorpione è possibile tutto adesso, creare, fare e disfare. Pesci è il vostro momento, quindi maggiore energia e grande affermazione prima lavorativa con Saturno e poi incontrando Nettuno più legata ai sogni da realizzare e ai sentimenti. Ma chiaramente per regola zodiacale, se va bene agli acqua, i fuoco sono un po' oggi in diminuzione, in particolare Ariete che ha un po' di segni che ha la luna contro. Oggi l'Ariete dovrà rivedere tutta una serie di cose che hanno a che fare proprio con la sua collocazione rispetto agli altri, mentre invece il Leone, un po' pensieroso, sta optando tra due strade possibili che gli si parano davanti. Sagittario, a proposito di strade, escursioni e trekking, voi non vi fermate mai davanti a nulla e oggi arriverà una proposta decisamente interessante. I Terra, Toro, Vergine e Capricorno si deliziano della valenza acqua proprio perché l'acqua e la terra sono fortemente compatibili, si fertilizzano, quindi ben contento il Toro di avere dalla sua parte, dopo una serie di tribolazioni, dei pianeti che lo sostengono. La Vergine non ha ancora un po' di tregua, seppure i sentimenti con la Luna oggi vanno bene, il Sole entra in opposizione, quindi per la Vergine c'è un calo di energie. Capricorno, tutto è nel settore comunicativo, quindi un Capricorno decisamente più loquace, più disposto a scambiare con gli amici. Cosa fanno gli Aria? Persi nei loro dialoghi e nei loro discorsi. I Gemelli sono sempre più presenti, sempre più vivi e riallacciano rapporti con tutta una serie di persone e di funzioni sociali che avevano perduto, mentre invece i Bilancia si innamorano e finalmente sciolgono le redini e si lasciano un po' andare. La Bilancia ci pensa sempre un po' troppo, ma ora non è il caso proprio di ragionare sui sentimenti. E per ultimo il fantasioso Acquario, che da oggi in poi curerà meglio l'economia proprio perché i pianeti passano in seconda casa, per cui con Mercurio dovrete rivedere tutta una serie di scadenze. Anche a voi sognatori tocca a volte fare i conti con la realtà. E detto questo vi auguro uno splendido lunedì e buongiorno Sicilia, buongiorno Manuela, buongiorno Michele. Buongiorno, ma scusa Marco, volevo chiederti una cosa se posso. Ho notato qualcosa accanto alla tazzina di caffè, di che si tratta? Si tratta di un dolce di mandorla, perché vi ricordo che l'astrologo è agrigentino, quindi i dolci di mandorla ci sono cresciuto e sono la mia dimensione e la mia patria, e oltre al caffè c'è sempre un dolcino di mandorla come me lo metteva la nonna quando mi svegliava facendo tintinnare il cucchiaino ogni mattina. In pandan con la tazzina.
Il colore è lo stesso. Sempre, mai nulla a caso. Oggi è tutto verde acqua. Beata a te, come si suole dire. Ciao Marco, grazie. Noi rientriamo in studio. Giornata. Ciao Marco. Buona giornata a te, buon inizio di settimana. Emanuele, abbiamo qualcosa ancora sui quotidiani? Sì, c'è un'intervista su Repubblica alla cantante Levante. Levante. Perché dopo San Giovanni anche lei confessa: sono sprofondata e ho chiesto aiuto per ritrovare la gioia. La depressione postpartum, le polemiche dopo la partecipazione a Sanremo nel 2025, la musicista appunto si è raccontata su Paramount. San Giovanni, infatti, lei ha detto: mi ha colpito, il festival non è un tritacarne, chi fa musica deve avere vicino le persone giuste. Andiamo invece indietro nel tempo, iniziamo con una storia che ha cambiato il volto di una delle città più famose del mondo, New York. Il 19 febbraio del 1674 la colonia olandese di Nuova Amsterdam sull'isola di Manhattan passa sotto il dominio inglese e gli inglesi ribattezzano la città Nuova York, New York, in onore del duca di York. Ma il 19 febbraio è anche il giorno in cui in Russia viene abolita la servitù della gleba, una forma di schiavitù che legava i contadini alla terra e ai loro padroni. L'abolizione avvenne nel 1861. E poi passiamo ad una storia di innovazione. Il 19 febbraio del 1878 Thomas Edison ottiene il brevetto del fotografo, il primo apparecchio in grado di registrare e riprodurre, del fonografo, scusate, il primo apparecchio in grado di registrare e riprodurre i suoni. La prima registrazione è una semplice filastrocca per bambini. Mary aveva un agnellino. Mary aveva un agnellino, interessante, eh? Ma il 19 febbraio è anche il giorno in cui il Kansas diventa il primo stato degli Stati Uniti, appunto, a introdurre la cosiddetta legge secca, che proibisce la produzione, la vendita e il consumo di alcolici. Comincia il proibizionismo. Poi passiamo al 19 febbraio del 1906, quando i due fratelli Kellogg fondano la loro azienda. Eccola, già avete capito, no? Uno dei due fratelli era un medico, inventa i fiocchi di mais per i suoi pazienti che devono seguire una dieta salutare. Il fratellino minore capisce che i fiocchi di mais possono piacere a tutti, non solo ai malati, ed è così che i due diventano re dei cereali. Il 19 febbraio del 1985 William Schroeder, veterano della Seconda Guerra Mondiale, è il primo paziente dotato di un cuore artificiale a lasciare l'ospedale. Riuscì a vivere per 620 giorni con il nuovo cuore impiantato. L'anno successivo, nel 1986, avviene l'approvazione da parte del Senato degli Stati Uniti di un trattato che dichiara illegale il genocidio. Il trattato era stato adottato dalle Nazioni Unite nel 1948 in seguito alla Shoah, ma ci vollero 37 anni di attesa e di dibattiti a causa delle resistenze di alcuni settori politici e militari. Il 19 febbraio del 2011 Roberto Vecchioni vince il Festival di Sanremo con Chiamami ancora amore. Inoltre gli viene conferito, eccolo qua, in grande forma, il premio della Sala Stampa Radio e TV, il premio della critica Mia Martini. Ha cominciato a partecipare a quel festival dopo 38 anni, era stato proprio l'amico Gianni Morandi, che era il conduttore di quell'anno. Siamo nel 2011. Quest'anno, ecco, Vecchioni è ritornato, l'abbiamo visto sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, duettando con Alfa. È stata una serata bellissima, lui emozionato ed era come al solito bravissimo e come al solito ha colpito tutti noi. Quindi Chiamami ancora amore, la canzone con cui Roberto Vecchioni ha vinto il festival nel 2011. Vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia, chiamami ancora.